Nonostante gli intellettuali dell'epoca la definissero la scrittrice con la quarta elementare o la massaia della letteratura, il nome di Grazia Deledda si fece sempre più spazio nel panorama internazionale. Fu così che i suoi romanzi di grande successo le permisero di essere candidata diverse volte al Nobel per la letteratura, che arrivò finalmente nel 1927. Quindi questa scrittrice, che non è vero sia stata così pescata all'ultimo momento, perché Grazia Deledda era stata candidata al premio Nobel più di 10 volte, quindi diciamo che il suo nome circolava da tanto, e lei stessa a un certo punto, in una lettera al marito, quando lei era qui a Nuoro in Sardegna durante le vacanze, i primi anni del Novecento, tornava in Sardegna con i bambini, e a un certo punto in una lettera dice: sai, mi hanno detto che quel premio di cui tu sai quest'anno non andrà a me, ma sarà per la prossima volta. E stiamo parlando dell'inizio del Novecento, 1903-1904. Dopo Selma Lagerlöf fu la seconda donna a vincere il premio Nobel. Quando lo vinse nel 1927 per l'anno 1926, in cui il premio non era stato assegnato, aveva 55 anni. Da 26 viveva a Roma ed era soprattutto consapevole del proprio successo mondiale. Si racconta che quando lei è arrivata a Stoccolma per ritirare il premio Nobel, stiamo parlando del 10 di dicembre del 1927, lei col marito ha preso lo scompartimento più economico di quello che veniva chiamato il treno dei Nobel, perché partiva dall'Austria, diciamo da terraferma, e attraversava il Golfo fino ad arrivare a Stoccolma. Anche i vincitori del Nobel dovevano pagare di tasca propria il biglietto, e Grazia che cosa fa da donna sarda molto rigorosa e attenta al denaro? Prende i biglietti di terza classe, della classe più economica. Sono sedie rigide di legno, e lei è già malata, perché quando ritorna a Roma lei si fa operare di tumore alla mammella, e stiamo parlando del febbraio-marzo del 1928, quindi quando lei va a Stoccolma 3 mesi prima è già malata.